Tornano in piazza gli street tutor a Padova. Come annunciato nelle scorse settimane, dopo il periodo pasquale, i vigilantes della Movida torneranno a presidiare i luoghi più affollati di locali. Un'iniziativa messa in campo dal comune di Padova già lo scorso autunno, che ora viene riproposta con l'arrivo della bella stagione, periodo ideale per trascorrere le serate all'aperto fuori da bar e ristoranti. Riprendiamo un percorso che era stato sperimentato, secondo me, con successo a novembre e dicembre dello scorso anno. Domani inizieremo con il portello perché è mercoledì, poi faremo il venerdì e il sabato, faremo Piazza dei Signori e poi 2 sere alla settimana lo faremo nei quartieri di Padova, così un po' random, andiamo un po' a farci conoscere in giro per la città. Farci conoscere nel senso che voglio ricordare qual è l'obiettivo, è essenzialmente l'informazione di quelli che sono i regolamenti della polizia locale, quello che il vivere comune e il vivere bene assieme dovrebbe essere dentro di noi. Gli street tutor saranno in totale una settantina e in base al giorno della settimana si sposteranno tra Portello, centro storico e altri quartieri. Il loro scopo è quello di informare i giovani, vigilare su comportamenti e rumori molesti e in caso avvisare le forze dell'ordine. Abbiamo visto che l'intervento degli street tutor è stato per la stragrande maggioranza appunto informativo, poi ci sono anche dei momenti in cui chiaramente si trovano di fronte a qualche situazione non perfettamente civile e quindi chiamano la polizia di Stato o la polizia locale con i quali hanno un collegamento diretto e quindi possiamo intervenire nell'immediato.